Eccoci qua, mister, un 3-1 ineccepibile, però io non andrei tanto a sottolineare questa sconfitta, ma il campionato esaltante che comunque avete fatto. Siete arrivati alle fasi finali forse un po' incalando, però comunque avete i playoff, anche se il primo posto non è che sia proprio escluso del tutto, però direi che bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. Sì, assolutamente, ripeto, a parte la delusione, perché eravamo venuti qua per cercare di fare il risultato pieno, perché stiamo rincorrendo un sogno e quindi perché non provarci? Ma sapevamo che comunque, ripeto, noi non siamo una corazzata che si può permettere di andare in ogni campo a vincere, dobbiamo sudare e lottare col coltello tra i denti ogni partita e dipendiamo molto anche da tante situazioni. Quindi ripeto, oggi siamo con un numero un po' corto, facciamo fatica a far cambi, ma questo è figlio di tutto quello che questi ragazzi hanno dato nell'arco. Perciò nessun rimprovero ai suoi ragazzi. Assolutissimamente, io non potrò mai rimproverare nulla a questa squadra, non mi permetterò mai di farlo e soprattutto non permetterò a nessuno di rimproverare nulla a questi ragazzi che sono stati straordinari in tutto quest'anno. Quest'anno hanno fatto partita, diciamo, un po' di pressione perché dovevamo vincerla, un po' di caldo, quindi tante cose, mettiamoci anche la bravura del Portogruaro, perché Portogruaro secondo me è una delle squadre, passatemi il termine, non vorrei che nessuno si offendesse, una delle delusioni tra virgolette di quest'anno, perché ha una rosa importante e non è mai stata, tra virgolette, penso che loro come Città di Caorle, lo stesso Conegliano, insomma ci si aspettava che facessero qualcosa di più.